che quindi suppone e reclama la sua presenza. Ed è un libro sull'indipendentismo. Dove sta la novità? L'indipendentismo non è una novità. Diciamo, neanche l'indipendentismo così come lo descrive Bachisio è nuovo. Per esempio il libro che lo precede, I sardi sono capaci di amare, di Franciscu, contiene gli elementi essenziali di un indipendentismo non violento, non nazionalistico, un libro, un indipendentismo fondato sulla positività. Direi che questo libro ha una novità, che è una novità assoluta, che è scritto da un intellettuale che non fa politica, cioè che fa politica solo facendo l'intellettuale. Finora, e anche il libro il penultimo, quello di Francisco, che tra l'altro presenteremo tra qualche giorno, la settimana prossima siamo a Paolado a presentarlo, è fatto sì da un intellettuale, però che è anche un leader di partito. E quasi tutte le discussioni sul tema indipendentista, a iniziare dal 21, dalla fondazione del Partito Sardo, sono scritti da politici, o sono frutto della discussione tra politici, certo intellettuali, ma che sono anche dirigenti politici. Questo è il primo libro che è firmato e che è motivato da un intellettuale, e le argomentazioni sono intellettuali, non sono politiche, sono cioè valoriali, hanno come contenuto valori etici, aspetti psicologici, psicanalitici, sociologici. Ed è anche per questo che secondo me sarà un libro, lo è già, ma sarà un libro molto, molto letto. Allora, se questa è la novità, è questo che domanda poi confrontarsi con lui. Io per adesso mi fermo su questo e farò delle domande in modo da permettere loro di esprimersi. Siete d'accordo su questo tipo di approccio? Volete intervenirci?